questi casi, il Papa domenica ha detto parole chiare. Voglio riaffermare con vigore che la strada della violenza e dell'odio non risolve i problemi dell'umanità e che utilizzare il nome di Dio per giustificare questa strada è una bestemmia. Ecco, questo, dunque, chi usa invano il nome di Dio, dice il Papa, bestemmia. Questo dovrebbe aiutare a non confondere chi prega con chi spara. Assolutamente, sono parole sottoscrivibili. Cioè, il Papa condanna la violenza e l'uso del nome di Dio per la violenza, e quindi è una condanna chiara Quindi e palese. non bisogna fare attenzione a non fare di tutta erba un fascio. Ma non bisogna generalizzare. Ma lei personalmente, nella sua coscienza, ci riesce facilmente? Ma, guardi, io penso che chi ha una professione di fede diversa dalla mia non è assolutamente sul banco degli imputati, islamici compresi. Il tema è che non possiamo accettare il terrorismo, l'estremismo islamico che vuole reintrodurre l'estremismo che usa la parola di Dio. Sì, che vuole reintrodurre la Sharia come fatto obbligatorio nei territori. Senta, ma come prova a trasmettere questa sua convinzione nella sua azione di comando, oltre che invocando la chiusura delle frontiere? Ma guardi, se lei venisse in Veneto troverebbe le comunità islamiche perfettamente integrate, e il nostro rappresentante delle comunità islamiche è stato, penso, tra i primi in Italia a condannare i fatti di Parigi. Sì. Poi è altrettanto vero che se c'è qualche cellula dormiente questa deve essere scoperta. Senta, ma con la necessità di restare uniti di cui parliamo, si possono continuare a tenere le sanzioni all'Unione Sovietica, alla Russia? No. Assolutamente bisogna no. Togliere assolutamente. Bisogna togliere le sanzioni all'Unione Sovietica. Senta, Presidente Zaia, torniamo qui in Italia. Salvini dice la Lega può governare perché ha una straordinaria classe dirigente, vero? Assolutamente sì.